Abbiamo fatto la giunta nei tempi, in breve tempo e quindi all'interno dei tempi dettati dal regolamento, e la giunta sarà così composta. A meno di 10 giorni dal ballottaggio, ecco la squadra del sindaco Marcon che guiderà Castelfranco Veneto fino al 2020. 7 gli assessori individuati a cui si aggiunge il sindaco, 3 le donne con un buon mix di esperienza e novità. Ho trovato delle belle professionalità, delle belle persone che si sono messe a disposizione con slancio ed entusiasmo, ed è quello che ci serviva. Le linee guida sono quelle che sono state espresse in campagna elettorale. La prima cosa che peroreremo è la rotonda del McDonald's. Se la priorità è la viabilità, l'impegno più gravoso toccherà a Roberto Filippetto, 60 anni, assessore con delega a urbanistica, patrimonio, lavori pubblici e società partecipate. Vice sindaco sarà Gianfranco Giovine, 66 anni, incaricato del personale e progettazione europea. Gianluca Di Donè, 34 anni, si occuperà di sport, associazioni e volontariato. Quote rosa, Sandra Piva, 50 anni, alle deleghe a sanità, servizi sociali, pari opportunità e asili nido. Marica Galante, 40 anni, si occuperà di ambiente, commercio e terziario. Alla 43enne Maria Grazia Lizza spetta l'incarico in materia di cultura, turismo e identità veneta. Assente per motivi personali alla rappresentazione in municipio Franco Pivotti, 65 anni, assessore al bilancio, scuola e edilizia. Restano invece al primo cittadino Stefano Marcon la sicurezza e la protezione civile. Con la nascita della nuova giunta si è fatto il primo passo formale della nuova amministrazione castellana. Già in calendario il prossimo appuntamento, venerdì 3 luglio, con il primo consiglio comunale. Cominceremo con un consiglio comunale che va a soddisfare gli adempimenti formali che servono, quindi l'insediamento, la nomina del Presidente del Consiglio e la nomina della Commissione elettorale. Poi successivamente, sicuramente prima delle vacanze, ne faremo un altro per cominciare a lavorare.